Viene presentato Malaria Veneto 2015. Perché questo dossier di Legambiente? Allora, tra le motivazioni che ci spingono a redigere questo dossier ci sono anche non solo le considerazioni sull'inquinamento in generale, ma proprio i costi per la società a livello sia di vite umane, morti premature, sia costi per la società. Infatti c'è un'analisi dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che dal 2008 al 2012 stima un costo per l'Italia di 26 miliardi di euro e quantificato in morti premature per PM2,5 che è particolato e ozono troposferico di circa 67.000 vittime all'anno. Quindi abbiamo per quanto riguarda l'ozono l'Italia si piazza al primo posto in Europa per la quantità di morti premature con più di 3.000 casi l'anno, mentre per il PM2,5 circa 65.000 vittime. Il Veneto quindi è uno dei posti più inquinati d'Italia ed Europa. Com'è la situazione nel dettaglio? La situazione è critica e tragica. Come tutti gli anni, anche quest'anno il Veneto risulta una delle regioni in Italia e anche d'Europa purtroppo più inquinate. I livelli sono veramente alti, nonostante quest'anno sia stato, cioè intendo 2014, l'anno più piovoso di cui si ha memoria dal 1950, i livelli di particolato atmosferico sono ancora preoccupanti. 6 città su 7 superano i 35 giorni di sforamento concessi dal decreto legislativo 155 del 2010 e anche per altri inquinanti come può essere il biossido di azoto, l'ozono troposferico non va meglio. L'unica azione concreta che è stata fatta in positivo è stata quella di attendere la pioggia, che è l'unica cosa che ci ha salvato finora da livelli ancora peggiori. Le proposte di Legambiente per provare a risolvere questa situazione così grave? Beh, innanzitutto una revisione delle politiche di mobilità di persone e delle merci in Veneto. Ad esempio, come una soluzione che noi proponiamo, è la costruzione dell'idrovia Padova-Mare, che garantirebbe quindi un trasporto delle merci alternativo e più sostenibile rispetto ai modelli che sono in uso ad oggi. Altre politiche possono essere ad esempio l'efficientamento energetico delle abitazioni, una revisione delle politiche urbanistiche che quindi contengano la diffusione dell'urbanizzato e quindi dello sprawl urbano, e investire di più sul trasporto pubblico, quindi su autobus, ferrovie, modalità alternative e più sostenibili di spostarsi. Il rapporto dove può essere scaricato, dove si può trovare? Allora, il dossier è liberamente consultabile e scaricabile dal sito www.legambienteveneto.it.